Corsa dall'Arcoveggio di Bologna, sono in pista i 3 anni con i Salchi Gentleman, 1 Bonnie Vez, 2 Bebop Sea, 3 Biele Starlight, 4 Bramante Cla, 5 Burrasca LL, 6 Brunita Caff, in seconda fila 7 Bloom degli Dei, 8 Bimbo di 1000, 9 Benji, 10 Bay Nord Fro. Problemi in fase di allenamento per Benji che galoppa. Parte molto piano dalla seconda fila Bay Nord Fro. Si parte con la velocità da parte di Brunita Caff che cerca di scendere alla corda al comando. Bonivez squalificato. Lungo la prima curva prova a rientrare Bramante Cla mentre sbaglia Brunita Caff. Bramante Cla che resta al comando nei confronti di Biele Numero Starlight, 9, poi Benji, Burrasca squalificato. LL. Bebop sì a precedere Bimbo di 1000 mentre avanza all'esterno dopo partenza cauta Bay Nord Fro trascinandosi Bloom degli Dei. Bramante Cla passa i primi 400 metri all'avanguardia in 31,3, si trascina sempre Biele Starlight, all'esterno avanza con decisione ora Bay Nord Fro che va a fianco del battistrada, poi Bloom degli Dei che ha colto la seconda pariglia. Lasciando alla corda Burrasca LL, sbaglia di nuovo in coda Brunita Caff che adesso verrà squalificata. Squalificato. La terza pariglia prova ad andarla a fare Bimbo di 1000 quando intanto la testa della corsa passa a ritmo costante i primi 800 in 1-2-8. Sul piede dell'1-18 e mezzo il mezzo miglio iniziale, Bramante Cla e Benor Fro sempre apparigliati. Lungo la corda Biele Starlight a precedere Burrasca LL e Bebop Sea, all'esterno c'è sempre Bloom degli Dei in pariglia avanti a Bimbo di 1000. Il chilometro in 1:18,9 di Bramante Cla che sembra ancora abbastanza attaccato alla mano del suo interprete, il quale con il movimento delle mani cerca di tenerlo su di giri. Benor Fro che è sempre lì all'esterno, Bloom degli Dei in pariglia, Biele Starlight chiusa lungo la corda, la dritta di là passata in 15,7. Lungo la corda c'è anche Burrasca LL che non sa dove andare perché Bramante Cla sta facendo ritmo di comodo visto che Benor Fro per il momento non spinge. L'ultima curva con Bramante Cla in vantaggio, Benor Fro che prova ad andare l'attacco, poi Bloom degli Dei e Bimbo di 1000 che sposta in mezzo alla pista, Biele Starlight che aspetta l'home stretch, Burrasca LL che non sa dove andare, in vantaggio Bramante Cla, attacca Benor Fro, di dentro Biele Starlight ma a largo di tutti è Bloom degli Dei che prende l'ingambata giusta e vince nei confronti di Biele Starlight che di dentro potrebbe aver messo una narice davanti a Bramante Cla ma è stretta. Bloom degli Dei vince con Thomas Manfredini per il raddoppio di Gennaro Casillo al training, i colori della scuderia Fior di Loto. Il successo di Bloom degli Dei, la quota al totalizzatore di 10,13, il successo del numero 7, percorso in pariglia e sprint finale. Al secondo finisce bene Biele Starlight, per il terzo si salva ancora il battistrada iniziale Bramante Cla, ma il successo è tutto per Bloom degli Dei e Thomas Manfredini.